Si sta pensando anche a un riconoscimento al vostro agente? Sicuramente, lo proporrò per il riconoscimento relativo a una progressione in carriera e anche perché gli venga così una proposta per la concessione anche di una onorificenza. Questo è l'annuncio del questore di Padova, Marco Dorisio, l'agente Manuel Domingo Geremia, che ha salvato la vita a 2 anziani a Torre di Quartesolo, in provincia di Vicenza. Sarà premiato? Un eroe silenzioso lo ha definito, ricordando i tanti poliziotti che hanno perso la vita per aiutare gli altri. Mi piace definirlo, il gesto no, da eroe silenzioso, ma non solo lui. Gli eroi silenziosi sono tutti quanti, tutti quei cittadini che quotidianamente si alzano, quindi col loro agire improntato alla legalità, al rispetto delle regole, alla solidarietà, all'altruismo, danno il loro contributo silenziosamente. Manuel Domingo Geremia però si schermisce. Ho fatto solo il mio dovere, dice. Nella sua azione per salvare i vicini dalle fiamme, fondamentale il supporto della sua famiglia. È stato proprio un attimo in cui mi sono girato e proprio dal balcone ho visto l'interno della mia camera da letto dove c'era la mia compagna che teneva in braccio mio figlio e in quel momento lì, vedendo i suoi occhi e immaginando di essere il suo eroe anche solo per un istante, mi ha dato quella forza di riprovarci per ritornare dentro a prendere il Bortolaso, perché sennò non sarebbe più uscito. Uno scenario preoccupante quello in cui si è trovato Geremia. In casa il suo vicino aveva anche delle armi che stavano esplodendo. Ho pensato di non rivedere più la mia famiglia in un breve istante, però appunto per quello, essendo appunto la mia famiglia a fianco di casa, ho pensato a salvare loro. Quindi il mio intento era spegnere immediatamente il fuoco, salvare i 2 anziani e cercare di spegnere l'incendio. La soddisfazione più grande, però, è stata, una volta tornata a casa, ricevere l'abbraccio e i complimenti del figlio di 7 anni. Che sono il suo eroe.